L'augurio è che non prenda corpo l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Viviana aveva tentato di farla finita, avrebbe detto la cognata. Ma ripetiamo, l'augurio è che non venga fuori con certezza quello che gli inquirenti però non escludono. A Caronia, nel Messinese, a morire è stato un piccolo innocente, come a Rosolini, nel Ragusano, dove l'orribile omicidio c'è stato, consumato da un patrigno senza scrupoli, un assassino che non si è riusciti a fermare. Gioele ed Evan, due bimbi che fanno piangere l'Italia, strappati alla vita, il primo misteriosamente, l'altro con ferocia, da colui che si spera possa pagare il giusto prezzo per la sua crudeltà. Da un lato un giallo dell'estate, quello di Caronia, con le lamentele legittime di un padre sul modo di gestire le ricerche del figlio, e dall'altro lato la ferocia di un uomo che a Rosolini non ha lasciato scampo al figlioletto della sua compagna, per il quale si pretende giustizia.